cercala tu, cercala tu. Sulle mani. Brava, dopo il destro. Più calci, Sara, andiamo. Devi portato destro, Stella. Il calcio. Forza, te. Brava. No, devi andare. Rientrala, manda a vuoto e rientra in rapidità, destro, sinistro. Brava, dopo rientri. Mandi a vuoto, rientri. Anticipa, Stella. Anticipa, non aspettarla, tira i ritmi. Brava, ancora. Tiri sui ritmi, Stella. Eccolo, dai, finisci la ripresa, brava. Era così la prima ripresa. Attenzione, fuori di secondo. E la seconda ripresa. Esce così la seconda ripresa. Per il prossimo match Junior Youth, Tommaso Sturaro, Mapucci Team e Lorenzo Patanello della Box Albignano. Invito i due pugili, i due contendenti a prepararsi per questo combattimento. Grazie. Vorrei ricordare anche alcuni sponsor, quelli principali che hanno collaborato fattivamente alla realizzazione di questa riunione pugilistica: Banca Patalina, Nuova Milano Car Service, Fisio Piove, Officine Lonato, Fisio Piove, tutela e risarcimento. Grazie a questi sponsor che ricorderò ancora durante la manifestazione. Attenzione, fuori i secondi. Terza ed ultima ripresa. Bene, buono l'incrocio. Brava ancora, Stella. Buono. Bene l'incrocio con il destro, l'incrocio con il destro. Brava. Buono, bene, ottimo. Passa indietro e rientra. Continua, non cambia, vedi a posto la destra. Brava, tieni con le gambe. Adesso prenditi il centro, prenditi il centro, prenditi il centro.
Stella. Non metti i colpi, Sinistra, destra, ecco, dai sopra. Su. Bene. Fino a destro. Molto bene Stella. Sulle mani. Tieni il movimento le Sulle gambe. mani. Tieni il movimento le Sulle gambe. mani. Pronto a mandare a vuoto e rientrare. Manda a vuoto e rientra adesso. Brava, A dai. destra e rientra. Dai. Brava. Ed ecco così un po' il match, combattimento di pugilato femminile tra Stella Tosadori, Verona Boxing Fighters e Sara Gasperini, KTA Boxing Team Livorno. Tra poco il verdetto della giuria degli arbitri, conosceremo la vincitrice di questo match. Subito dopo Tommaso Sturaro Mapuche Team e Lorenzo Patanè Box Albignasego, secondo match di questo pomeriggio pugilistico qui in via Macalè nella palestra della Mapuche Team Gladiators. Bene, diamo le due pugilesse al centro ring per ricevere il verdetto finale, grazie. Bene, diamo il verdetto finale, vince all'angolo rosso Stella Tosadori, Verona Boxing Fighters. Vado un bel applauso per la sua antagonista, Sara Gasperini, KTA Boxing Team Livorno. Sono state protagoniste del primo match di questa giornata pugilistica. Box femminile. Ecco, con l'applauso e passiamo al secondo match. Attendiamo sul ring Tommaso Sturaro Mapuche Team e Lorenzo Patanè Box Albignasego e vedremo chi dirigerà questo combattimento. Prima del match ovviamente la solita pulizia delle corde del quadrato. La sicurezza non è mai tanta e troppa in questo periodo che si spera possa risolversi nel migliore dei modi, soprattutto per lo sport e per la box. Eccoli qua. Gabriele Enrique Valenzuela che accompagna il suo pugile all'angolo rosso, Tommaso Sturaro. Anche il suo collaboratore Nicola Dante, ovviamente della Mapuche Team Gladiators. Gianluca Cecafosso dirigerà questo combattimento, già sul ring il pugile. I due contendenti, i due avversari possono salire sul ring. Eccoli qua, Tommaso Sturaro, Mapuche Team, un applauso. Può salire anche l'alfiere della box Albignasego, Lorenzo Patanè, un applauso anche a Lorenzo Patanè. Questo match si disputerà sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti ciascuna. A dirigere questo match, come detto poc'anzi, Gianluca Cecafosso. Ricordo sempre, riunione ripresa nelle pagine Facebook di Mapuche Team e Box Albignasego e dal canale YouTube Box on the Road. Bene, mi sembra che sia tutto pronto. Bene, le solite raccomandazioni di rito da parte dell'arbitro Gianluca Cecafosso. Siamo pronti per questo secondo match ufficiale della riunione pugilistica. Prima ripresa.
sul sinistro. Scusa quel jab, muovi le gambe. Fai composto. Le mani. Lavora bene con i piedi. Dai Toby, dai. Fatti strada! Le mani. Prendi iniziativa anche tu. Ecco ci siamo. Ora che al centro. 10. E termina così la prima ripresa. Ricordo nuovamente Banca Patavina, Nuova Milano Car Service, Fisio Piove, Officina Elongato, Fisio Piove, tutela e risarcimento. Quindi ringraziamo questi sponsor per la loro passione e collaborazione, perché senza loro effettivamente è difficile organizzare le riunioni pugilistiche, non basta solamente la passione. Siamo al secondo match di questa riunione pugilistica impegnata su ben 12 match, 12 combattimenti. Riunione organizzata dalla Mapuche Team e Gladiators in collaborazione con la Box Albignasi. Attenzione, fuori il secondo. E la seconda ripresa. Sempre così, incrocio il suo. Metti montate verso. Montate al centro. Bravo, vedere. Corre, sì. Guardala bene. Ancora. Sempre con sinistra, come ti ho detto, anche sotto. Dai, sulle mani. Fammi lavorare. Mettilo all'interno. Dentro il fondo. Tira a sinistra quando ti tira. Ancora. Sì. Cammina verso di lui. Ancora. Vai neutro. Tommy. Lento, semplice, non sta a fare confusione, non è montante, ora in mezzo, no, e non vai là. Vai. Parti subito. Piazza sto sinistra e destro, ma uno sotto, lo sai fare. Che discuta. Tommy, quando serve vai indietro, già per rimessa, butta in destra e destro. Prendi iniziativa, Tommy, prendi iniziativa. Questo, dai, gambe! Mette fuori le gambe. Termina così anche la seconda ripresa. Per il prossimo match, terzo in ordine cronologico di questa giornata e questa serata pugilistica, invito a prepararsi Roberto Palamario della Speri Fight Club e Gianni Doria della Cuba Box.
Attenzione, fuori i secondi. È la terza ed ultima ripresa. Fagli l'invito. Vai dietro, fagli le braccia, velocità, non metti la cassetta. Blocco di subito! Ne di più, Tommy, ne di più! Vai! Vai! Ora! Metti sto tirato in faccia, tirato in faccia! Buona! Sì, sì! Vai! Così, va bene così! Dritto in mezzo! Dritto! Lavora in mezzo! Hai finito, Tommy, hai finito, invece di E da così termina il match tra Tommaso Sturaro, Mapuche Team e Lorenzo Patanè, box al Vignasco. Applauso meritato per i due pugili. Bello appassionante questo match, non ci resta che attendere il verdetto finale da parte dei giudici. Subito dopo Roberto Palamario, Spirit Fight Club, opposto a Gianni Doria, Cuba Box. Bene, invito i due pugili a centro ring per il verdetto finale, grazie. Proprio per il verdetto vince all'angolo blu Lorenzo Patanè, box al Vignasco. Bravo anche a Tommaso Sturaro, Mapuche Team. Permissiamo ancora l'applauso, bravi i due pugili, bel match, bel combattimento. E adesso salutiamo appunto con bel applauso. Passiamo al terzo match ufficiale, Roberto Palamario, Spirit Fight Club e Gianni Doria, Cuba Box. Vedremo chi dirigerà questo match e questo combattimento. Pulizia precisa e puntuale del ring, non lasciamo nulla al caso. Bene, vediamo l'arbitro e il referee di questo match, di questo combattimento. Eccolo Marco Chiarelli. E attendiamo i due pugili sul ring, Roberto Palamario, Spirit Fight Club e Gianni Doria, Cuba Box. Ecco Roberto Palamario, Spirit Fight Club e Gianni Doria, Cuba Box. Facciamo un applauso ai due pugili, elite seconda serie. Questa volta il match si disputerà sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna.
kg 50, kg 69, il limite di questa categoria, Elite seconda serie, a dirigere Marco Chiarelli. Pronti per il terzo match, Roberto Padamario per il Fight Club opposto a Gianni Doria, Cuba Box. Prima ripresa. Bravo, portami avanti, portami avanti. Bravo, vai, entra, colpiti fuori. Portami avanti. Vai avanti. Roby, sinistra, sinistra, sinistra. Pochino con sinistra. Chiudilo lì. Ora bravo. Vai su, non volarlo. Vieni dietro, che stava subito. Bravo. Disturbalo con sinistra, disturbalo. Vai tu, vai, 4. Gianni. Roby, sinistra, Roby, sinistra. 4, subito. 2. 4 lì, 4. 1, 2, Roby. Oh, bravo. Vai via lì. Roby, non cascaglia addosso. Usa il sinistro, Roby, usa il sinistro, Roby. No, tirala. Bravo, vai. Roby, sinistro. Chiudilo. Vai. Roby, c'hai, sinistro, Roby. Ancora il sinistro, Roby. Metti di sinistra, Roby. Vai via da lì, vai via. Fai passi indietro. Metti il destro, fai passi indietro. Uno, due, Roby. Non cascagli addosso, Roby. Vai via, Roby, vai via. Vai via, Roby. Uno, due, Roby. Non farti avvicinare. Non farti avvicinare. Metti poi sinistra. Metti poi sinistra. Sinistra, Roby. Uno, due, Roby. Gira, Roby. Incrocia il contrasto, vicino giù. Uno, due, Roby. Continua. Via, Roby. Non farti venire addosso, Roby. Sinistra ancora. No. Non cascagli addosso. Finisce così la prima ripresa. Attenzione, fuori in secondi.
La seconda ripresa. Disturbalo, continua. Disturbalo per sinistra, faglielo vedere per sinistra. Sinistro, Robby, sinistra, no. Sinistra, Robby. Continua, fagli vedere sinistra. Continua a fargli vedere. Prova la strada, Robby, sinistra, Robby. Sinistra, Robby, no, avanti. Continua, anche a fuori. Via, no. Sinistro, Robby. Robby, sinistro. Ancora per sinistro. Ancora per sinistro. Prova la strada. Sinistro, Robby. Già, Robby, continua. Vai via grande, vai via. Sinistro, Robby, sinistro, continua. Vai vedere il sinistro, Robby, continua. Disturbalo, Robby. Vai tu. Sinistro, faglielo vedere per sinistra. Continua. Non passare. Vai tu. Ancora, così, continua. Sinistro. Robby, sinistro. Metti in destra. Quattro anni. Sinistro, Robby, continua con sinistro. E destra. Non ti lanciare. Vai tu. Sinistro ancora. Finisce così la seconda ripresa. Per il prossimo match invito a prepararsi Armel Delay, Treviso Ring e Cristiano Muraro della Mai Domi. Grazie. Comunicazione di servizio importante, raccomando a tutti di tenere la mascherina sul viso e sopra il naso. Grazie per la collaborazione, perché facciamo tutto in sicurezza. Stiamo riprendendo piano piano le riunioni, le manifestazioni. Vado un plauso alla Mapuche Team Gladiators e alla Box al Vignasego che hanno allestito questa riunione pugilistica qui a Padova. Bene, fuori i secondi. È la terza ed ultima ripresa. Sinistro, ancora sinistro, faglielo vedere. Più grita, Robby. Vai a destra, Robby.
Vai vicino! Replica! Replica, Ivano! Vai, tu! Tre, Robby! Bravo! Bravo! Tre, Robby! Tre! Bravo, vai, vai! Vai! Tre, Robby! Bravo, vai! Tre, Robby! Quattro, lavora lì! Vado dietro! Via! Bravo, vai, tu! Bravo, bravo! Metti la mano, non ti dia! Vai! Vai! Vai, vai, non ti dia! Vai, non ti dia! Adesso, tu! Yanni! Via! Via, Robby! Oh! Yanni! Vieni, vieni, Robby! Vieni! Vai, che ti dico, vai! Vai, Vai, tu! Guarda, vai! Bravo, vai tu, bravo! Vai, vieni, Robby! Tu, Via! tu! Vai, Tu! Bravo, tu! Ti lasci! Destro! Vai! Vai, Destro! Bravo, vai! Una, due! Bravo, tu! Bravo lì! Una, due, Robby! Vai! Via, signore! Adesso vai! Vai tu, che sta, vai! Robby, una, due! Bravo, vai! Robby, una, due! Vai, bravo! Vai, non vai! Continua, continua! Vai! Continua, continua! Tu! Vai, tu! Lavora lì, lavora! Una, due, Robby, una, due! Via, lavora! Lavora! Vai, vai, via, via! Robby, vieni, vieni, Vai, Robby! destro! Bravo, vai! Vai, tu, Robby, vieni! Tu vai, vai lì! Vai, tu, bravo! Vai, bravo! Vai, bravo! Vai! Vai, tu, Antonio! Antonio! Lavora! Figlio, figlio! Adesso lavora! Robby, Vieni! Robby, Vieni! vieni, Robby, vieni! Ehi, Robby, lavora! Lavora! Vai, Robby, E termina il match, limiti chilogrammi 69 tra Roberto Paramario, Speri Fight Club e Gianni Dole della Cuba Box. Anche questo un bellissimo match, combattuto da vincente, attendiamo il verdetto conclusivo. Per i pugili a centro ring, per il verdetto finale, grazie. Pronti per il verdetto? Vince all'angolo blu Gianni Doria, Cuba Box. Facciamo un applauso da Roberto Paramario dalla Speri Fight Club. Bene, scendono al ring i due pugili e passiamo al prossimo match. Armel Delay, Treviso Ring, Cristiano Murano, Maidomi, pugilato elite sempre seconda serie, a limite di chilogrammi 91. Solita pulizia ovviamente nel ring e poi siamo pronti per il quarto match ufficiale di questa giornata pugilistica qui a Padova, in via Macarena, la palestra Papucci Team Gladiators. Gianluca Cecafosso sul ring per dirigere questo match, questo combattimento. Attendiamo i due pugili sul ring. Armel Delay della Treviso Ring e Cristiano Murano, Maidomi, Vicenza. Armel Delay, Treviso Ring, Cristiano Murano, Maidomi, Vicenza. Eccoli qua, facciamo un applauso ai due pugili, anche per loro ovviamente. Chilogrammi 91 è il limite, sono pugili elite seconda serie, 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Gianluca Cecafosso, come detto poc'anzi, dirigerà questo match e questo combattimento.
Bene, ultima raccomandazione di rito da parte dell'arbitro, in questo caso Gianluca Cecafos, e poi siamo pronti per questo match al limite di chilogrammi. 91 e la prima ripresa. Paoli, bene con quel destro. Bene con quel destro, bene. Termina così la prima ripresa. Ricordo che oggi pomeriggio dalle 14, sempre nella palestra della Mapuche Team Gladiators, in via Maccalè a Padova, si è tenuta una riunione tecnico-collegiale tra Davide Solano, responsabile giovanile, settore giovanile, collaborazione con Gabri Enrique Valenzuela, Alessio Ronda, con la supervisione del grande campione olimpico Maurizio Stecca, che è qui presente e al quale facciamo un applauso. Campione olimpico Los Angeles 1984, Maurizio Stecca. Attenzione, fuori i secondi. E la seconda ripresa.
Non mollare adesso, bravo, bravo, va bene. Subito, prego. Va bene, dai, sulle mani sempre. Facciamo due, dai. Bravo, bravo, va bene, dai. Ancora. Ora che poi montate lì. Ancora. Chiudi un po' i gomiti, Cristiano, chiudi un po' i gomiti. Cristiano, chiudi un po' i tuoi gomiti, bravo. Ancora, dai, bravo. Vai subito. Dai, 2-1, 2-1, Cri. Bravo, vai, passito davanti, dai. Subito viene quando va a moto. Prendola. Dai, Cristiano. Concentrati subito dentro, dai. Dai, e dopo rientra. 2-1. Dai, vede sempre dopo rientra. Dai, Bello. Subito ancora. Vai, diretto dentro. Cri, più stretto il gatto, legalo bene. Bravo. Bello. Va bene. Doppio. Termina così la seconda ripresa. Per il prossimo match lì dovrebbe essere Michael Laser dello Speri Fight Club e Victor Nikovic della Maità di Vicenza. Un doveroso ringraziamento ancora agli sponsor Banca Patalina, Nuova Milano Car Service, Fisiopione, Officine Longato e Tutela e Risarcimento. Attenzione, fuori di secondi. È la terza ed ultima ripresa. Concentrato. Tira a destra. Concentrato, giù dentro, se lo vedi avanti, dai. Vai, 2-1, adesso. E rientra subito. Va bene il passaggio da entrata, bravo. Tranquillo, bravo, va bene così. Adesso guarda giù. Adesso. Grazie. Bravissimo. Subito rientra quando Concentrato. Stelle, vai. 3. Misura bene, traiettoria. Aumenta un po', vai aumenta un po'. Aumenta un po', finta sopra, via. Anche l'ultima, Cristiano, vai. Eccolo là. Portare a casa, dai. Doppio. Eccolo là, bene, via. Doppio. Vai tu adesso un attimo, vai, aumenta un po'. Dai, Cristiano. Non trattare. Sulle mani. Tira a destra. Vai, passi dentro avanti, dai. Adesso fallo per la bravo. Bello. Ancora adesso, subito. Finta subito di destra. Sei a metà. Non avvicinarti adesso. Sei a metà. Sulle mani, sul dentro, vai. Metà passata, dai. 1, 2. Dai. E subito dietro. Dai ancora. Aumenta un po'. Piano, aumenta un po'. Ancora, doppio. Via tu. Doppio bene. Prendi la misura per sinistro. Esatto, dai. Benissimo. Dai. Alza per destro. Molto bene. Via, Ale. Ancora. Bene, bravo. Giusto, sulle mani. Non esagerare, via. Dietro diretto. Dai, Cri. Aumenta ritmo. Dai, su. Anche sotto, dai. Sotto, dai. Aumenta tutto, Cri, vai. Bravo, Cri. Aumenta. Vai tu adesso, ferma tu adesso. Eccolo là.
Vai, su. E da così termina il match tra Armel Delay, Treviso Ring e Cristiano Muraro, Maidomi Vicenza. Applauso gradito per i due pugili, anche loro sono impegnati e hanno dato fondo a tutta la loro grinta pugilistica e anche tecnica. Attendiamo il verdetto finale, grazie. Il commissario Gemma della Vedova a passarvi i cartellini. Pugili a centro ring, grazie. Pronti per il verdetto finale. Vince all'angolo rosso Armel Delay, Treviso Ring. Per l'applauso di Cristiano Muraro della Maidomi Vicenza. Bene, salutiamo i due pugili che scendono dal ring, protagonisti del match al limite dei chilogrammi 91. Bene, passiamo agli Youth, limite dei chilogrammi 75. Vediamo l'arbitro di questo combattimento, di questo match. Ovviamente prima la pulizia del ring, doverosa ed obbligatoria. Sul ring dirige questo match Marco Chiarelli, non ci resta che attendere i due pugili sul ring. Michael Laser, Sperry Fight Club e Victor Nikolic, Maidomi Vicenza. Michael Laser, Sperry Fight Club. Victor Nikolic, Maidomi Vicenza. Glielo facciamo un applauso ai due pugili giustamente. Pugili Youth, chilogrammi 75 in limite, saranno 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Marco Chiarelli dirigerà questo match. Prima ripresa. No, cominciare. Sinistro. Bravo. Buon processo. No, aspettalo. Bravo. Ora poi c'è. Vai calmo. Gira! Adesso! Vai calmo! Sinistra! Gira! Vai tu, passa la volta! Mani su! Bravo! Mettilo per te! Vai avanti! Muoviti giusto, Vittor! Metti in tempo, vai poi! 3! 1, 2! E vai via, fagli incontrare! Vai tu! Fate il discorso a destra, 3 colpi, Michael! 3, Michael! Bravo, sono sopra, bravo! Bravo! Via con 3 colpi! Vai tranquillo! Con 3 colpi! Vai calmo! 1, 2!
bene, Vito, va bene. 1-2. Vai bene così. Sei a fare. Vai. 1-2, Michael. Sveglia, sveglia. Bravo. Va bene. Vai tu, finisci la ripresa. Finisci la ripresa, vai tu. Guarda, Michael. Sulle mani, bravo Vito, bravo. Vai tu, Michael, finisci. Sulle mani. Non a caso. Destro, ganci, destro. Vai via. Vira. Vai tu. Vai tu, finisci la ripresa, vai tu. Stai su con le mani, ho detto. 1-2 con arrivo. Subito. Va bene. Dai sulle gambe. Dai sulle gambe. Dai sulle gambe. Bravo. Termina così la prima ripresa. Vorrei ricordare che c'è una convenzione tra le due società organizzatrici e la Busa di Briganti, un servizio take away, quindi un servizio per l'asporto. È possibile ordinare una bibita o una birra più hamburger, panino e patatine fritte al costo di 15 euro. Per prenotarvi c'è una ragazza vicino alle macchinette del caffè. Prendete gli ordini e lei prende l'ordine ovviamente e al costo di 15 euro potete prendere appunto una bibita più birra, hamburger, panino e ovviamente le patatine fritte. Servizio di asporto, potrete prenotarvi vicino alla zona macchinetta del caffè. Grazie. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa. Quando arriva. Fuori busto. E ti calci sinistro, Michael, calci sinistro, diretto destro. Vai tu avanti, fai un passetto. Fai un passetto. Michael, vai. Via. Vai tu adesso. 1-2. Vai tu centralino. Via lì. Michael, via la ricordi. Michael, 1-2. E gira. Lavora. Va bene. Vai tu centralino. Vai tu, bravo! Via dalle corde! Vai via dalle corde! Bravo! Sulle mani sempre. Vai via dalle corde! Poi troppo adesso. Bravo! Tira bene, Vito, tira bene. 1-2, Michael! Tira bene, tira. 1-2, Michael! 1-2! Ancora! Dai, bravo. Vai via da lì! Bravo! 1-2! Sulle mani. Sulle mani! Vai a distanza così. Vai tu sei!
Destro, Victor. Termina così la seconda ripresa. Attenzione, fuori i secondi. E la terza ed ultima ripresa. Traiettoria, Victor, traiettoria. Forza, traiettoria, ovunque, dai. Non sapere troppo, Victor. Bello preciso di troppo, 2-1. Traiettoria, Victor. Traiettoria. Traiettoria, senza fretta, senza fretta. 1-2, vieni su sinistro. Ancora c'è. Calcio sinistro per destro. Senza fretta, senza fretta. Via. No, devi dare di più, devi dare di più. Non aver fretta. Vai tu. Non aver fretta. Vai tu. Aspetta un attimo, senza fretta. Giù le mani. Bravo. Vai tu. Vai, un minuto passato, dai. Stai al centro Sul lì. destro, Victor, sul destro, bravo. Vai tu. Sul destro, vai, Ciccio, sul destro. No, sveglia, sveglia. Sotto sopra, Victor, sotto sopra. Ancora insisti sull'1-2. Stai tranquillo. Vai via dalle corde. Provalo per traiettoria, Vai via. bravo. Destra via. Vai via adesso. Sotto sopra, Victor, sotto sopra, non Vai tu. Va bene, via adesso, sulle mani, bravo. Vai tu. Colpi. Fai movimenti completi, Vai 3. Bravo, sulle mani, bravo, Victor. Ancora tu. Adesso, aspetta, passi dietro. Vai tu. Sulle mani. Victor, aspetta un po'. Sulle mani, aspetta dal destro. Victor, destro carico. Sulle mani. Ciccio, un minuto, sei l'ultimo. Sotto sopra, bravo. Dai di più, Un Michael. minuto, Ciccio. Vieni giù quel cazzo di Michael, vento. insisti. Bravo. Vai via dalle corde. Sulle mani, sulla testa, sul mento. Victor, perfetto, bravo, dai. 50 secondi, dai. Bravo, dai, Victor, ancora. Prova ancora con un calcio in uscita. 2-1, vai. 1-2. Sulle mani, sul destro, tiro, sul destro, tiro. Vieni sulle Sul mani. destro, bravo. 1-2. Dai che finita, Ciccio. Dai, Ancora. doppio. È finita. Vai tu. Bellissimo. Ancora, Victor. Vai tu. Vai tu. E termina il match tra Michael Lasenster e Fight Club e Viktor Nikovic e Maidona in Vicenza. Facciamo un applauso ai due pugili, attendendo il verdetto finale. Anche loro sono stati protagonisti di un bellissimo e da vincente combattimento, come tutti quanti fino adesso di questo pomeriggio pugilistico, qui nella palestra della Mapuche Team Gladiators in via Maccalè a Padova. Bene, pugili al centro ring per il verdetto finale. E per il verdetto vince all'angolo blu Viktor Nikovic Maidoni, Vicenza, per applauso da Michael Laser della Speri Fight Club.
Bene, salutiamo i due pugili che scendono dal ring, protagonisti di questo quinto match. Passiamo ad Elite, chilogrammi 57, prima la pulizia del ring ovviamente, come al solito. Vi ricordo che dopo questo match, alla fine, al termine di questo combattimento, avremo una breve pausa. Quindi un piccolo intervallo, un piccolo di 5 minuti, 10 al massimo, poi riprenderemo fino al 12° match di questa riunione pugilistica. Bene, sono pronti per il sesto match. Gianluca Cecafosso dirigerà questo combattimento. Andiamo sul ring Roberto Mazzon, Treviso Ring, ed Alessandro Ballarini, Cuba Box. Roberto Mazzon, Treviso Ring, Alessandro Ballarini, Cuba Box. Lato Youth, 3 riprese da 3 minuti ciascuna, limite di round 75. Gianluca Cecafosso a dirigere questo match, questo fight o questo combattimento che dir si voglia. Pronti per il sesto match? Prima ripresa. Bravo,
Con così termina la prima ripresa. Vorrei ricordare il commissario di riunione, Gemma Garavedova, il dottor Mulari, sempre professionale, puntuale e preciso, il cronometrista Alessandro Agostini e soprattutto gli operatori della Croce Rossa, Terme Lugane. Un bel applauso a tutte queste persone, queste figure, grazie. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa. Bravo, tira fuori là! Bene, questo è ora! Vai, incontra il forte! Bene! Bellissimo come lo batte! Tira fuori! Bravo! Bello! Va via subito! Non sempre, li stanno tutti! Va via! Bravo! Tira fuori! Bella! Portalo per dire la Verona! Tira fuori sui gambi! Bellissimo! Sarà così anche la seconda ripresa. Ricordo nuovamente Banca Patavina, Nuova Milano Car Service, Fisio Piove, Officine Allungato e tutela e risarcimento. Dopo questo match, dopo il verdetto finale, ricordo nuovamente che avremo una pausa di 10 minuti, non di più, 10 minuti, 10, subito dopo riprenderemo terminare la riunione e i 12 match in programma. Attenzione, fuori in secondi.
È la terza ed ultima ripresa. Il match tra Roberto Mazzon, Trevisorino e Alessandro Ballarin come box. Un applauso meritato ai due pugili. Ci resta di attendere il verdetto finale. Subito dopo pausa di 10 minuti, ok? 10 minuti, non di più. Per il video due pugili a centro ring, per il verdetto conclusivo, grazie. Come il verdetto, incontro pari tra Roberto Mazzon, Trevisorino e Alessandro Ballarin, Cuba Box. Bene, applauso ai due pugili che scendono dal ring. Pausa di 10 minuti, non di più, 10 minuti, grazie.
Bene, siamo pronti per riprendere la riunione pugilistica. Tutti i pugili addetti ai lavori si preparano, maestri, arbitro, cronometrista, medico già presente, commissario. Riprenderemo con il match tra Dario Gigante, Mapuche Team ed Antonio Zanardo, Treviso Ring. Allora, pronti per riprendere, come ho detto poc'anzi. Allora, attendiamo Dario Gigante, Mapuche Team ed Antonio Zanardo, Treviso Ring, per il settimo match di questo pomeriggio sportivo e pugilistico qui presso la palestra Mapuche Team Gladiators a Padova, via Maccalè. Riunione pugilistica organizzata appunto dalla Mapuche Team in collaborazione con la Box Albignasi. Già sul ring Marco Chiarelli, si avvicinano i pugili ai rispettivi angoli, angolo rosso Dario Gigante Mapuche Team e angolo blu Antonio Zanato, Treviso Ring.
Dario Gigante Mapuche Team. Antonio Zanardo, Treviso, ring. Pugile Elite seconda serie, limite chilogrammi 69, sono sempre 3 le riprese da 3 minuti ciascuna. A dirigere ovviamente Marco Chiarelli. Prima ripresa. Avvicinati bene, non fermare le gambe. Fate due tre diretti. Più di sopra. Buoni subito, Le mani, sul mezzo. Da centrare in mezzo anche. Fai le gambe, Dario. Vuole applicare. Vai dentro. 10. 10. Vai, testa un pochino. Ed così la prima ripresa. Attenzione, fuori i secondi. E la seconda ripresa.
Con le gambe, cammina in avanti come serve. Avanza tirando colpi. Dopo sotto sopra. Sulla testa. Vai! Carica, carica. 7 secondi. Prendi il tempo super sinistro, prendi il tempo super sinistro. Dario! Fuori, sì, sì! Due azioni, repito. Seguilo! Avanza tirando colpi. Ancora! Ma che ce l'hai là? Quello devi fare, prendi il tempo. Bello, ancora! Vai Dario! Anche a destra basso! Tiri sulle mani! Tiri sulle mani! Il gancio di destra. Come tanto non si basta. Viva rientrano prima. Prendi il tempo. Gambe, dentro fuori con le gambe. Salire di dritto. Tira per carica. Avanti. Vai, cammina! Che c'era? Carica! Veloce, vai, come ti senti? 7 secondi Dario, 7 secondi! Carica! Le mani! E aggancio! 10! 10 Dario, 10! 10, scarica! Vai dentro, con fiducia! Bene, così la seconda ripresa. Per il prossimo match invito a prepararsi il pugilato Youth Marco Sidu della Verona Boxing Fighter e Leonardo Lupascu Treviso Ring. Sarà l'ottavo match di questo pomeriggio pugilistico qui nella palestra della Mapuche Team Gladiators in via Macalè a Padova. Attenzione, fuori in secondo. Terza ed ultima ripresa. Vai! Vai! Senza fretta, costruendo come si Allora! E vai! Le mani! le gambe. Bravo, relativo con le gambe! Carica adesso! Fagli sentire! Vai! Ma no, guarda! Ora anche il lato, Vedrai importante Dario anche tu! Sopra, 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 sopra,
Insisti, dai, per l'ultima ripresa. Ora, dritto, stretto. Dritto. Centrale, centrale. Oh, bello, insisti, vedi che entrano, vai. Gambe. Fatelo prendere piano piano. Ok, ancora. Subito. Vai a prendertelo. Chi entra? Più corta la schivata. Prepara. Ancora è sopra. Prendi tempo con le gambe. Lavora dentro. Dai, Dario che c'è. Dai. Dai, è finita, manca poco, dai. Accellera un pochino, forza. Posto? Sì. Vai avanti per colpi. Avanti per colpi. Bravo, ancora. Non scappare via. Avanza con tre diretti, belli lunghi, centrali. Ancora, dai. Sisti. Mano alla vuota e rientra. Oh. Dai, due. Diretti, centrali, Dario. Via. Dario. Ne di più. 10, lavora centrale. Chiudi più. Lavora centrale, Dario. E torna il match tra Dario Gigante, Mapuche Team e Antonio Zanato, Treviso Ring. Applauso meritato per i due atleti, due pugili. Bel match anche questo. Pugilato Elite seconda serie, limite di grammi 69, e vediamo il verdetto finale. Subito dopo Marco Sidu, Verona Boxing Fighter, sopposto a Leonardo Lupasco, Treviso Ring. Pugili a centro ring, grazie per il verdetto conclusivo. Pronti per il verdetto, vince all'angolo rosso Dario Gigante, Mapuche Team. Bravo anche ad Antonio Zanardo, Treviso Ring. Bravi per pugili che scendono dal ring. E passiamo all'ottavo match. Marco Sidu, Verona Boxing Fighter, sopposto a Leonardo Lupasco, Treviso Ring. Pulizia del ring adesso un attimo. Bene, ottavo match che dirigerà Gianluca Cegafosso. Attendiamo due pugili sul ring. Potete salire. Leonardo Lupasco, Treviso Ring. Marco Sidu, Verona Boxing Fighters. Facciamo un applauso ai due pugili, grazie. Sono pugili Youth, chilogrammi 75 in limite. Anche loro disputeranno il match sulla distanza delle 3 riprese, 3 round da 3 minuti ciascuna. Gianluca Cegafosso a dirigere questo match.
Bene, pronti per l'ottavo match. Prima ripresa. Rapido Marco! Boxa! Ok, chiudi sopra col gancio! Buono! Bravo! Vai! Oh! Sotto lì! Dietro! Vai, man! Marco! Rientro là! Tu stai colpi, non il colpo isolato! Ed è così la prima ripresa. Vorrei ricordare nuovamente gli sponsor che hanno collaborato alla realizzazione di questa manifestazione pugilistica: Banca Patavina, Nuova Milano Car Service, Fisio Piove, Officine Longato, tutela e risarcimento. Un ringraziamento particolare a questi sponsor. Ricordo riunione organizzata dalla Mapuche Team Gladiators in collaborazione con la Box Albignasi. Attenzione, fuori in secondi. Seconda ripresa. Marco, devi anticipare tu, devi anticipare tu. Ok, bene, dai ancora! Vai!
incrocialo col diretto, sotto. Bravo. E dopo chiudi sempre il fianco. Chiudi sempre il fianco. Eccolo, bravi! Diretto sotto il fianco. Diretto sotto il Quello devi fianco. fare, Leo, quello devi fare. Spostante a destra, ancora, bravo! Ancora, tiro destro! Bravo! Bravissimo! Avanti, su, ritmo! Voglio più ritmo, Marco, voglio più ritmo. Su. Marco, bravo! Bravo! Dai, taglia Ring, taglialo! Dai! Oh, su ancora! Su ancora! Ok! Bello, dietro, Dai, Marco, sinistra e destra in volto, su! dietro bene, mi diretti. Dietro! Subito dentro. Dai, Marco! Dai, Marco, su, devi fare di più, devi fare di più! Bello, bello, bellissimo! Marco, Bravo. aspetti troppo! Aspetti Bello, troppo! vai! Dai, dentro! Vai avanti, Leo, vai 1, 2, 3! sopra le corde, vai, bello! Subito! Dai, Marco, tirati qua! Tiralo, questo lì. Vai subito dentro. Dai, Marco, tieni il ritmo per cortesia! Vai lì, vieni verso lì. Lì, aspettalo per il destro bene, dai. Eccolo, Entra! respira, va bene, respira. Marco, mi vuoi sta sereno? Dai! Vai lì, vieni così. Dai, Marco, che cazzo! No, aspettarlo sempre! E chiudi col sinistro! Oh! Subito rientra! Due tagli! Dai, bello attacco! Marco! Subito rientra! Oh, tempo il 3! 3! Ok, 3 Marco! 3! Svegliati, 10! 1, 2! Marco, 3 colpi! 3 ancora! E aspetti troppo! Ma così termina la seconda ripresa. Prossimo match, che è il nono, il 10º in ordine cronologico, invito a prepararsi Riz Bullettini, box Albignasico e Yuri Rushka, Cuba Box. Non sta lì aspettando sempre. Cosa aspetti? Cosa aspetti? Anticipo il turno e lavoro sul track. Non subito, perché cade più bello. Va bene? Hai capito? Potrebbe essere Attenzione, fuori i secondi. È la terza ed ultima ripresa. Marco, adesso 3. Vai, parti! Uno gancio. Ancora insisti, ok. Bravo! Così. Ancora 3. Opla, lascia che passa! 3. Ok, bravo. Bello là! Dai, Marco! Bravo Marco! Marco, così ti voglio, su! 3 subito! Non aspettare, 3, vai! Bravo, bravo! 3 di nuovo! Vai Leo, subito le mani! 3, chiudi col gancio sinistro! 1, 2 gancio, su! Parti! Ancora, rompi la stazione! 1, 2! Parti! Parti prima tu Marco! Parti! Bravo, dai! Dai la strada, non ti correre dietro! Vai che finisce Leo, vai! Non fare partire lui! Non fare partire lui! Parti tu! Bravo Leo, vedi che l'uscita! Marco, come prima! Parti tu! 3 colpi! 1, 2, vedi che l'uscita! No, aspettarlo! Devi partire tu! Vedi sempre che l'uscita! E finisci
Manca poco, su, 3. Finisci le vedi che ti addormenti, su. 3, vai! Va bene, Marco, chiudi il fegato al terzo colpo. Dai! Bravo! Finisci la ripresa! Pochi secondi, attenti Marco! Finisci la ripresa! Finisce così il match tra Marco Sidu e una Boxing Fighters e Leonardo Lupasco Treviso Ring. Era l'ottavo match di questo pomeriggio pugilistico qui a Padova, in via Macarena, la palestra della Mapuche Team Gladiators. Attendiamo il verdetto finale ovviamente, subito dopo il nono match tra Riz Bulettini, Box Vignasico e Yuri Rusca, Cuba Box. Invito i pugili a centro ring per ricevere il verdetto finale conclusivo. Grazie. Bene, diamo il verdetto, vince all'angolo rosso Marco Sigo, Verona Boxing Fighters. Bell'applauso anche a Leonardo Lupasco, Treviso Ring. Sono nostri i guantoni, giusto? Sì, guantoni sì. Caschetta invece no, se lo sono già presi, perfetto. Vuoi una mano Pietro? Non libero io. Scusa, pulizia veloce ma efficace del ring da parte dei collaboratori della Mapuche Team Gladiators Box al Vignasico. Poi saremo pronti per il nono match tra Riz Bulettini, Box al Vignasico e Yuri Rusca, Cuba Box. Un attimo di attesa, poi inizieremo la procedura per il nono match. Marco Chiarelli dirigerà questo match. Invito i due pugili sul quadrante. Grazie. Box pugilato elite, quindi pugili senza caschetto, ovviamente con una certa esperienza. Riz Bulettini, Box al Vignasico. Yuri Rusca, Cuba Box. Pugilato elite, sono di prima serie, chilogrammi 60 al limite, 3 riprese da 3 minuti ciascuna. L'arbitro Pardo Chiarelli, come detto poc'anzi. Ultime raccomandazioni di rito, poi siamo pronti per il nono match di questo pomeriggio sportivo, pugilistico soprattutto qui alla palestra di via Macarena, a Padova. Prima ripresa. Assettini piccoli, eccoli lì. Incrocia sempre sopra. Incrocia, chiudi una volta eccolo lì. Sotto e sopra, incrocia. Vai, va. Devi incrociare con diretto. Di destra, destro sotto incrocia. Bravo, vai, bravo. Bravo, bene. Anche sotto! Vai, più veloci però. Ok, più leggeri. Ci sta il montante, ci sta il montante, ci sta!
via, vai, sotto e sotto, vai tu! Via lì, gira, velocità, via! Qui! Vai troppo, eccolo lì! Vai tu, qui, via, Giuri! Doppia! Doppia bene, basta e sinistro! Vai, bravo! In velocità, Anis! Tu! Eccolo lì! Incrocia, passando sotto! Anche sotto aggancio! Eccolo! Questo è Anis! Passa sotto bene! Uno vuoi gancio, tiro! Gancio! Uno vuoi gancio, Yuri! Tira! Colpisci, gira! Gira! Termina così la prima ripresa. Ricordo sempre la diretta Facebook sulle pagine Mapuche Team, Box Santignasico, e la diretta del canale YouTube Box on the Road. Attenzione, fuori il secondo. Seconda ripresa. Via lì! In velocità i primi, velocità! Veloci i primi! Tira colpo, tira! Tira! Down, tira! 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 Tienilo adesso! Tira! Vado via prima! Eccolo! Tira che stacca! Eccolo qui! Tira colpo, tira! Tira colpo, tira! Gancio, tira! Dai addosso! Corri! Tira! Scarica! Vai tu! Scarica! Subito! Vai tu! Velocità! Aris! Vai tu! Vai! Vai!
E così la seconda ripresa per il 10° match della serata. Invita a prepararsi Deuri Rodriguez per il Fight Club e Davide Asadi, Cuba Box. Attenzione, fuori in secondi. Terza ed ultima ripresa. Dai, concentrato! Mettilo, incrociato! Parti! Sali addosso! Tienilo qua! Tirato tra Inizio Bulettini Box Mignasimo e Yuri Rusca Cuba Box. Applauso meritato per i due pugili protagonisti di questo match, tirato e da vincente. Attendiamo il verdetto della giuria. Pugili a centro ring per il verdetto finale, grazie. Andiamo al verdetto finale, vince all'angolo rosso il Bulettini Box Albignasimo. Un applauso per Yuri Rusca della Cuba Box.
Grande lavoro degli addetti al ring, che meritano un applauso agli addetti, grazie. Bene, Gianluca Cecafosso è già pronto per il 10º match che lei tagliati sul ring, Teori Rodriguez, Stay Fight Club e Davide Esadi, Cuba Box. Teori Rodriguez, Stay Fight Club. Davide Esadi, Cuba Box. Facciamo un applauso ai due pugili, grazie. 10º match del pomeriggio sportivo pugilistico qui a Padova, all'Estero Marcarè, con la Mapuche Team Gladiators. Pugili Elite seconda serie, limite chilogrammi 75, saranno 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Gianluca Cecafosso a dirigere questo combattimento. Prima ripresa. Vai tu subito! Sulle mani, Cuba!
gancio, Mini! Gancio! Termina così la prima ripresa. Attenzione, fuori i secondi. Seconda ripresa. Muove il tronco, vai la mano, vai diametro su qualcosa. Vai dietro, bravo, entra adesso. Vai, entra, ecco, bravo. Ecco, bravo, vai, bravo, vai, cambia il colpo, cambia. Tu, cambia il colpo. Non ce lo può fare. Carica. Bravo, cambia il colpo. Non cascare sul colpo, non cascare. Via, vai. Adesso, vai, tira il calcio, tira il calcio, tira il calcio, lì. Bravo, così, vai, sulle mani, vai tu, guardate adesso, vai tu, tira il subito, vai tu, bravo, non ci cascare addosso, entra, destra subito, entra, bravo, fai la mano, entra, capisci, entra, bravo, vai tu, vai calcio adesso, vai tu, Cuba, tu, su, accelera, tu, accelera, bravo, in centro lì, Cuba, sulle mani, e termina così anche la seconda ripresa. Per il prossimo match, 11° in ordine cronologico, invito a prepararsi Eddie Pittarello, box Albignasimo, Emanuele Zancarli, Verona Boxing Fighters. Una bella, lunga ed appassionante riunione pugilistica qui nella palestra della Mapuche Team Gladiators in collaborazione con la box Albignasego. Stiamo rivedendo piano piano le riunioni di box, bisogna ringraziare particolarmente queste due società pugilistiche. Attenzione, fuori i secondi.
E la terza ed ultima ripresa. Uno, due, quando arriva uno, due. Quattro, dritti. Ed è così che questo match appassionato da Gael Rodriguez, Spari Fight Club e Amine Esadi, Cuba Box. Bel match anche questo, tirato, appassionato da vincente. Ovviamente prendiamo il verdetto finale della giuria. Subito dopo, 11° match, Eddie Pintarello, box Albignasico, e Manuel Zancani, Verona Boxing Fighters. Bene, pugili a centro ring, grazie per il verdetto finale. Sono pronti per il verdetto, vince all'angolo blu Amine Esadi, Cuba Box. Bravo Gael Rodriguez, Spari Fight Club. Un bel applauso mentre scendono dal ring, dal match loro, come tutti quelli che abbiamo visto oggi pomeriggio, e ovviamente anche i prossimi due speriamo. Eddie Pintarello, box Albignasico, opposto a Manuel Zancani, Verona Boxing Fighters. Prima ovviamente la polizia del ring, poi sono pronti per l'11° match. Oh, portati, io l'ho pensato qui a fare.
Sul ring l'arbitro che dirigerà questo match è Marco Chiarelli, eccolo qua, e attendiamo i due pugili sul ring, Eddie Pitorello, box Albignasio, e Emanuele Zancaro, Verona Boxing Fighters. Manuel Zancarli, Verona Boxing Fighters. Andiamo all'angolo sul suo antagonista, Eddie Pitorello della box Albignasio. Pugilato Youth, anche questo match si disputerà sulla distanza delle 3 riprese, da 3 minuti ciascuna, limite chilogrammi 63. Eccolo qua, Eddie Pitorello, box Albignasio. Con la doppia attesa, stanno sistemando i caschetti, poi ci saranno le ultime raccomandazioni da parte dell'arbitro e inizieremo con l'11° match. Limiti chilogrammi 63, 3 riprese, 3 minuti ciascuna. Pronti per l'11° match del pomeriggio pugilistico, qui a Padova, palestra Maccalè, con Mapuche Team Gladiators. Prima ripresa. Benissimo, lungo, Lo sai, box a tutte le velocità. ti vuole chiudere via, ok. E come la faccia Di sinistra. Bravo!
va bene! Buono vecchio! Non ha potenza, cerca tu! Va benissimo Eddie, tutti Eddie! Vai! Vai che entrano, vai! Vai di sinistra, vai di sinistra! Questo anche via! Bravo! Ancora! E non c'è che ti faccia la bola! Finisce così la prima ripresa. Un ringraziamento a Banca Patavina, Nuova Milano Car Service, Piove, Officina Elongato e tutela e risarcimento. Attenzione, fuori i secondi. Seconda ripresa. Tanto fuma, tu prendilo bene, Va bene Eddie! lavora lungo, prendilo! Cambia adesso, cambia vai via! E su, Tiraci intorno, subito! scusa il Barbie, Pressalo, metti i conti! metti sinistro! Gira! Vai! Fatti portare le Bravo, ancora la mano, ha speso molto! Bravissimo Eddie! Sei lungo! Ancora! Dagli il tempo sempre, dagli il tempo! Sempre! Bravo! Questo Eddie! Non sta legando, vai! Dai, tu! Dai, vieni arriva, vai! Bravo! Vai! Vai via! 1, 3, formi quanti ti fai! Non ne ha più! Su! Dai! Dai, mandala! Samuel! Alla bocca bella! Subito quanto così! Tienilo lontano! Si butta! Tira! Ha passato la testa, mamma! Dai, Eddie, vai! Lungo! Vai di Ancora questa! E da così termina la seconda ripresa. Prossimo match, invito a prepararsi Roger Toppanini della Mapuche Team e Samir Bensar della Box Albignano.
Attenzione, fuori il secondo. E la terza ed ultima ripresa. Dentro fuori con le gambe. Eccolo! Vedi che vanno sempre, dentro e fuori. Chiuso, stringi. Stringi. Eccolo! Buttala! Mani su, questo appassionante match l'ennesimo è di Pittarello Box Antignasio e Emanuele Zancani Verona Box Fighters. Applauso meritatissimo per i due atleti, per i due pugili. Attendiamo ovviamente come di consueto il verdetto finale. Bene, pugili al centro ring, pronti per il verdetto finale, grazie. Proviamo il verdetto, incontro pari tra Eddie Pittarello, Box Antignasio, Emanuele Zancani, Verona Boxing Fighters. Bravi i pugili che scendono dal ring e passiamo all'ultimo match, anche questo sarà sicuramente vincente, tra Roger Toffanin, Mapuche Team e Samir Bestar, Box Antignasio.
Eccoci qua pronti. Gianluca Cecafosso l'arbitro a dirigere questo match. È già sul quadrato, vediamo due pugili, Roger Toffani, Mapuche Team, e Samir Bestar, box Alvignasio. Pugilato box elite, i pugili sono senza caschetto, quindi sono pugili che hanno un certo numero di match ed esperienza, l'abilità, categoria limiti che arriveranno ai 68. Attendiamo due pugili sul ring. Roger Toffani, Mapuche Team. Applauso. Samir Pescar, box Albignasio, applauso per Samir. Limite chilogrammi 68, questo match si disputerà sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuno. Gianluca Cecafosso a dirigerlo, ultime raccomandazioni di rito da parte dell'arbitro e poi siamo pronti per il 12° match. Per impegnati Roger Toffani contro Samir Pescar. Prima ripresa. Fai la finta col piede. Ci sta sotto, Non tirate le gambe. Dai, comincia, eccolo lì. Comincia! Ok. E comincia eccolo qui. Prima sinistro! Spingi i gomiti su. Questo, vedi che va! Eccola lì! Prima sinistro! Come sempre, Samir. Metti lo destro, dammi il tempo! Non farlo per me! Le mani! Mettilo sotto. Benissimo, quello davanti. Sempre con il destro. Adesso, Rientra. metti sinistro! Eccolo là! In mezzo, per le naste! Guarda al centro. Mani. Punta a destro! Eccolo lì! Adesso, eccolo! Fallo! Vedi che entra a centrale.
Attenzione, fuori i secondi. Seconda ripresa. Con destro, fai la box, dai, camera, ok, via. Fuori, su ciò, via. Incrocialo. Mettilo però, quando vai dietro. Ci sta, sì. Tiri sul destro. Chiudi col gancio. Va bene, Samir, dai. Sì, non ci tardano. Sulle mani. Dai. Sento come lavorare, fate titolare, dai. Buono! Prima! Fuori il campo! Metti il destro! Leoni! Sì! Bene, conserve! Sì, fallo che va! Fallo! Sì! Sì! Questa! Carica! Lavora il partito! Eccolo lì! Prima! Destro lungo. Sì! Ehi! Concentrato! Spinge! Sì! Bravo Roger, va benissimo, dai. Parti prima te, tagli il tempo! Tagli il tempo! Non ti tagli! Chiedi scusa! Lega per montante, corso. Arriva lui, Vanessa. Metti sinistro! Vado sopra, mettilo! Anche sopra! Finta sopra! Eccolo! Roger, lavora. Samir, mira il petto! Vieni avanti, vieni indietro. Bravo Roger. Vai corta. Cammina. Lavora il centro dell'attaccante, Roger. Che ci siamo! Su con le mani. È finita! Ma se ti Gambe, piccoli! Roger. Eccola lì! Forte il basso. Vediamo che la seconda ripresa. Facciamo l'ultimo giro di ringraziamenti per gli sponsor: Banca Patavina, Nuova Milano Car Service, Fisio Piove, Officine Longato e Tutela e Risarcimento. Un ringraziamento particolare a questi sponsor che hanno supportato la realizzazione di questa manifestazione pugilistica qui a Padova, via Macadè, nella palestra della Mapuche Team Gladiators. Attenzione, fuori i secondi. Per la terza ed ultima ripresa. Dai che sei Sul destro, sul destro. Finta pressione. Vieni te, via. Sì, fallo, mettilo, ci sta. Va bene. Uno, due, a destra, a destra.
gioco. Bravo, Spagna. Brava, dai. Samir, lavora di quanto stai vicino con i calci. Mani su, dai. Grazie. Vai centrale tu, sempre centrale. Gambe, però, entra lì, prima! Vai dietro l'altro mutante, ingresso! Buona centrale con Sasha, testa finisci, metti sinistro! centrale! Ehi! Samir! Gambe! Saltare, gambe. Roger subito! A cannone! Vai chiuso! Gomiti stretti, la centrale! Vai! Esci la mano fa più lunga con lui! Dai Roger, che bravo! Tieni la porta chiusa! Subito, apri il salto! Samir, ancora, parti con sinistra! Vito! L'ultimo secondo! E come così il match tra Roger Toffarino Puccettino e Samir Star Box al Migliasimo. Tra poco il verdetto finale, era il 12° ultimo match di questo lungo, emozionante e appassionante pomeriggio sportivo qui nella palestra della Mapuche Team Grande Corsi via Macarè a Padova. Bene, pugili a centro ring per il verdetto finale. Bene, diamo il verdetto, incontro pari tra Roger Toffarino, Puccettino e Samir Bestar, box al Migliasimo. Applausi meritati da parte del pubblico per i due pugili. Bene. Gabriel, passa di qua un attimo per cortesia perché facciamo un saluto finale, commento. Allora, è stato un pomeriggio sportivo, complimenti, pomeriggio sportivo bellissimo, emozionante, una ripresa alla grande. Un ringraziamento a Gabriel e a Rick, a Lenzuelo ovviamente, a Manuel Tacchetto della Box Albignasimo che ha collaborato, tutti i tuoi collaboratori che si sono veramente distinti, impegnati, e che dire in più? Vai, niente, insomma, speriamo che sia l'inizio di una serie di riunioni anche col pubblico che si spera. Chissà che siamo da questo periodo, insomma. Grazie a tutti ragazzi, facciamoci un applauso a tutti quanti, dai, forza! Io ti dico Gabriel, abbiamo colto il palo al balzo, porte chiuse, abbiamo tenuto il portone aperto, quindi... Ecco, però, questo è il pugilato a Padova ragazzi, Siamo a Padova, siamo in centro a Padova, questo è il pugilato a Padova, questo è il futuro. Grazie a tutti, complimenti a tutti gli atleti, a tutti i maestri tecnici, al commissario, agli arbitri e a Maurizio che come sempre sono tutti quanti. Grazie. Grazie Gabriel.
Buona serata a tutti, buon proseguimento, viva la box alla grande. Ciao a tutti, buona serata. Nos vemos en la próxima Boxing de Raw. Mi gente linda, suscríbanse y nos vemos. Cuídense, denle a la campanita y donde es lo mejor, Boxing de Raw, la Cuba Box. Te estoy viendo. Suscríbete, toca la campanita. Lo estás viendo. Box on the road. Suscríbete y dale a la campanita. No es más nada, es solo bolseo. Chao ragazzi, cuídense.